Eccoci qua, buongiorno a tutti, venerdì 11, data che ci ricorda, siamo sempre le tre sorelle, siamo con Vincenzo, il gigante buono, anzi, facciamo gli auguri che Giampaolo. Giampietro, detto Giampaolo, è il titolare di questi due qui, uno, ecco. Tutta gente grande, tutta gente alta, non c'è Marco che sarà a pitturare la barca perché dobbiamo fare un'uscita in barca, partiremo ma non so se torneremo. Come la canzone partirà, la nave partirà, dove arriverà sì a mangiare a gratis. Però oggi siccome iniziano anche gli europei di calcio, quindi un po' calciofili siamo, allora facciamo noi una barzelletta sul calcio, però sai che abbiamo tedeschi, francesi, inglesi, allora questa forse ci sarà già sul canale, ma noi la riproponiamo, perché tanto la fortuna delle barzellette che tanti non se le ricordano, a parte io che devo ricordarmele tutte, ma chi si infatti io l'avevo raccontata, di sì, di no, non te la ricordo, non se la ricordo. No, no. Allora c'era, sai, come una cena, c'era un tedesco, un francese, un italiano, friulano. Allora sai, comincia a parlare, allora fa noi in Germania abbiamo fabbricati automobili che noi fare 500 automobili al giorno, proprio finite, ja, finite, macchine finite, abbiamo due operai, tutto automatizzato, noi fare pulsante avanti, macchine fa tutto a pulsante e fa tutto a posto. Quell'altro fa, noi siete a Parigi, abbiamo una fabbrica di automobili, anche noi invece facciamo 1000 macchine settimanali, un operaio, un addetto a tutto automatizzato, tutto automatica, a un bel francese. Fulano fa, ma io sono di Udine e ho il pene di 30 centimetri. Allora il tedesco dice, ma noi effettivamente in Germania abbiamo sì fabbricate di macchine, ma non fare 500 macchine a settimana, fare solo 100 macchine a settimana e a fare 10 operai. Ah, vedi, cominciamo. Francia, anche noi di la verità. Noi sì macchine, tante, no tante, però così come detto prima, fare anche noi avere solo 100 operai, tutto fatto, no, tutto automatizzato. È l'Italia. Beh, allora devo dire la verità anche io. Non sono di Udine, sono di Magliano in Riviera. Allora, us- devo spiegarla, non hai capito? No, perché non è che lei spiega. Cioè, L'ho capita. ah no, no, perché no, sì, perché tante volte noi diamo anche, faremo le barzellette con i sottotitoli e le spiegazioni. Per le spiegazioni andate alla pagina 777. Allora, un buon weekend a tutti e speriamo venga bello perché qua siamo, non so, Friuli, siamo sempre nel buso e ci sentiamo, avremo buone nuove per quanto riguarda serate anche l'11 luglio in Castello. Vedi, sta ridendo in ritardo perché c'è qualcuno che ne capisce. Questa è una barzelletta detta a macchia di leopardo. E ride uno, qualcuno ride perché meglio che rida anch'io se non faccio la figura di merda. Ciao a tutti, una roba vergognosissima, tre sorelle, che piano piano arriveremo a due, a una, perché qua via tutti. Ciao, Ciao, ciao. Perfetto io. Sei che le prendo o vuoi prendere? Sei che le do e le do. Sempre che guai. Esatto.